Cavalli di 4 anni, in 11 tutte femmine, Explosive Girl LF, Ventrose, Vacchi, Ellie, Delenaldine, Plain B, Esotica C, Eleftherie, Easter Lake, Motion DSE, Edith Ducras, Elisabetta Griff. Questo è lo schieramento con favori per Explosive Girl LF e Edith Ducras in chiusura. Macchina che accelera. Partita in questo momento e all'esterno sbaglia Plain B e così è Numero Explosive 5, Girl LF che Plain mantiene B, la testa nei squalificato. confronti di Eleftheria che parte bene dalla seconda linea in scia proprio a Explosive Girl. All'esterno rimane Ventrose. Intanto i 200 in 15 e 2 insiste a largo. Ventrose attacca Explosive Girl al completamento dei 400 che se ne vanno in 32. Si oppone Explosive e rientra all'avversaria che a questo punto non insiste più ed è la volta di Eva Chi invece a scattare per portarsi dopo i 600 a ridosso di Explosive Girl LF. 600 in 46 e 6. Al largo c'è anche il numero 9 Motion DSE, poi Edith Ducras. Intanto il giro in 1, 1 e 4 con Explosive Girl che continua a guidare nei confronti di Eva Chi all'esterno. Alla corda c'è sempre Eleftheria. L'errore intanto di Edith Ducras. Se ne va il chilometro in 1,16 e mezzo. Numero Girl in 10, vantaggio. Edith Eva Chi che ci Ducras, prova. squalificato. Poi tentativo anche di Motion DSE di risalire. Dalle retrovie prova anche Esotica sì, 400 all'arrivo, con in vantaggio ancora Explosive Girl LF su Eva Chi che tenta l'estremo assalto. Dalle retrovie ancora il tentativo di Esotica sì, che è costretta però a una terza ruota abbastanza Numero onerosa. 2, Lungo la corda Eleftheria che però ha perso il squalificato. contatto, retta d'arrivo, Explosive Girl in vantaggio, ci prova ancora Eva Chi a centropista Esotica sì. Finale tutte un po' stanche e sul traguardo Explosive Girl LF si salva ancora molto bene dal finale di Esotica sì che conquista il secondo piegando Eva Chi nelle battute conclusive 1,16,3 e non si può dire che non se la sia guadagnata Explosive Girl LF. C'era un motivo per cui era stata tanto seguita e ora vedete le battute conclusive con Antonio Di Nardo che mette a segno la seconda in giornata. Explosive Girl LF per conto di Vito Denunzio e della scuderia Barsa. Finisce bene Esotica sì a centropista e conquista il secondo posto piegando una generosa ma sfortunata Eva Chi.